provato il principio del coraggio e sono venuti a dirmi che non ero che un io. L'uomo soffre e non sa perché. Aspira alla pace e si immagina che gli sarà resa in maniera del tutto gratuita. Io prevedo una distruzione con il fuoco! Colui che la società non ha voluto ascoltare e che gli ha impedito di pronunciare delle verità insopportabili. Chi dice carne, dice sensibilità. Vale a dire appropriazione intima, segreta, profonda, assoluta del mio personale dolore. Bisogna farla finita con questa idea dei capolavori teatrali riservati a una presunta elite e incomprensibili alla gente. Teatro è patibolo, fabbrica, ospedale, manicomio. La crudeltà sono i corpi massacrati. Strozzatevi con la vostra legge.